Buongiorno a tutti, nuovo appuntamento con il Comune Informa e siamo a ribadire il nuovo inizio di un servizio importante, di un servizio che vedrà Taglio di Po, secondo comune della provincia di Rovigo, dopo il capoluogo, a iniziarlo, il servizio che abbiamo già presentato qualche giorno fa, quello degli ispettori ambientali. Dal primi di novembre, ormai è ufficiale, comincerà questo servizio in Taglio di Po e questo servizio consisterà in che cosa? Una persona con tanto di riconoscimento, di vestiario con su scritto ispettore ambientale, con auto contrassegnata da tutti i loghi di Ecoambiente, quindi impossibile da confondere con chiunque altro, che si muoverà nel territorio per aiutare i cittadini tagliolesi a differenziare meglio e a organizzare meglio la raccolta differenziata. È un servizio che riteniamo molto importante per tanti aspetti. Abbiamo bisogno di qualcuno che sia più presente sul territorio e possa, oltre che segnalare, indirizzare, aiutare, anche in qualche modo insegnare, forse sotto certi aspetti, alcune buone pratiche per differenziare, ma abbiamo bisogno di qualcuno anche che controlli maggiormente il territorio su tutta la pratica, ahimè purtroppo problematica sotto tanti aspetti, che è quella degli abbandoni di rifiuti. Quindi dai primi di novembre il personale di Ecoambiente, che girerà come ispettore ambientale per 15 ore alla settimana, si dedicherà al nostro comune. Si dedicherà al nostro comune e che cosa farà nella prima fase? Nella prima fase si dedicherà prima cosa alle aziende. Abbiamo visto insomma che c'è bisogno un po' di fare un po' di più formazione alle aziende, quindi magari aiutarle, supportarle. Viene fatto tanto secco, bisogna capire se questo secco è tutto secco che è indispensabile e ufficialmente secco, o se ci sono margini per differenziare meglio. E poi le aziende, chiaramente, avendo una raccolta un po' diversa da quella di casa, hanno tutta una serie di problematiche di cassonetti o cose, quindi un aiuto anche nella gestione di queste cose qui. Altra situazione che abbiamo chiesto assolutamente di contrastare è quella degli abbandoni. Prima cosa all'ecocentro. Perché gli abbandoni all'ecocentro? Perché purtroppo da tempo, ormai da quando c'è l'ecocentro, continua questa pratica poco comprensibile anche sotto tanti aspetti, di abbandoni al di fuori del recinto dell'ecocentro dei rifiuti, in qualsiasi ora del giorno e della notte. Allora, è chiaro che nel tempo sono state fatte sanzioni. Ricordo che la sanzione per l'abbandono davanti all'ecocentro, così come un po' in giro della classica sportina, è di 150 euro. Di multe ne abbiamo fatte. Gli ispettori ambientali in questa prima fase dedicheranno più tempo di quello che abbiamo messo fino adesso per sbobinare, per controllare gli abbandoni, perché vogliamo che finiscano gli abbandoni davanti all'ecocentro. Qualcuno di voi giustamente dirà: beh, se finiscono gli abbandoni davanti all'ecocentro, probabilmente le stesse persone, visto che poi così furbe non sono, penseranno di bene di non mollare davanti all'ecocentro, ma mollare sull'argine. Esatto. Anche questo abbiamo pensato, quindi gli ispettori ambientali di sicuro gireranno anche abbondantemente per l'argine del Po, quindi ci sarà un controllo puntuale di tutti i rifiuti abbandonati sull'argine del Po, con apertura sacchetti, si guarda dentro se ci sono indizi, tutte queste cose qui. Gli ispettori ambientali avranno la possibilità di emettere verbale, ok? Lo stesso il verbale di multa, diciamo così, che sarà notificato comunque dalla polizia locale, però in tempo reale potranno emettere verbale. Detto questo, sappiamo benissimo che sull'argine difficilmente poi si trovano indizi, perché spesso sono rifiuti ingombranti, inerti e quant'altro che difficilmente hanno indizi, però il passaggio a brevissimo che faremo sarà quello di installare delle fototrappole. Ecco, dal momento in cui installiamo le fototrappole, a questo punto, voglio dire, poi becchiamo anche chi va sull'argine con la macchina a scaricare, perché i punti classici di abbandoni ormai li conosciamo e abbiamo deciso che non se ne può più. Di questa cosa degli abbandoni non se ne può più e faremo una guerra spietata contro chi abbandona. Ricordo che se è vero che si parla di 150 euro per gli abbandoni all'ecocentro o intorno al centro abitato, sull'argine stiamo parlando del minimo, che è 400 euro per gli abbandoni. Quindi avviso tutti, mi raccomando, chiaro che non basterà questo per bloccare, questo mio avviso per bloccare gli abbandoni, ma noi faremo la guerra a tutti quelli che si pensano ancora di poter abbandonare in giro. Chiudo dicendo questo:
La questione abbandoni, al di là di una questione ambientale, è anche una questione economica. Tutte le volte che vengono fatti degli abbandoni deve essere il comune a pensare a smaltire, prendere su, portare via, far pulizia e tutto quanto. E chiaramente quando parlo del comune parlo della collettività. Gli abbandoni ci costano una valanga di soldi tutti gli anni che va a finire in bolletta dei rifiuti. Se riusciamo a limitare questo fenomeno, di sicuro avremo un risparmio anche economico. Detto questo, vorrei ricordare anche che purtroppo gli abbandoni portano via tempo ai dipendenti comunali. Sapete tutti benissimo che abbiamo 2 dipendenti comunali che lavorano all'esterno. Questi qua devono fare un po' tutto. Quando ci sono gli abbandoni, i dipendenti comunali vanno a raccogliere i rifiuti. Allora non si può, con i problemi che abbiamo a Taglio di Po di verde, di pulizia, di questo e quell'altro, dove c'è gli operai comunali che debbano andare a raccogliere le immondizie che qualcuno, perché non sa cosa fare, va a buttare sull'argine. Ecco, questo non si può, non è più tollerabile. Quindi, ripeto, dai primi di novembre comincerà questo servizio, un servizio che si evolverà nel tempo chiaramente, è un servizio che inizialmente sarà molto soft, molto cauto, anche nel controllo dei rifiuti, dei bidoni, di come si differenzia. Man mano che passerà il tempo però diventerà anche sempre più puntuale, perché è giusto che chi fa la sua parte, è giusto che continui a farlo normalmente, ma chi continua a non fare la sua parte nel differenziare i rifiuti è giusto che venga anche sanzionato. Buona giornata a tutti e speriamo di ottenere dei buoni risultati.